Sono tante le manifestazioni che si terranno domani, giorno 27, in occasione del Giorno della Memoria, per ricordare i milioni di ebrei vittime dell'Olocausto. In prefettura di Agrigento il prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 2 cittadini della nostra provincia deportati in 2 lager nazisti. Ad Aragona invece l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Pendolino promuove un'iniziativa per non dimenticare. L'evento intitolato Giorno della Memoria 2023 si svolgerà alle ore 10 presso il Teatro Armonia di Aragona. Un incontro con previsti gli interventi, oltre dal sindaco di Aragona, anche quelli dell'assessore comunale Miccichè, della dirigente dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Aragona Pina Butera, del segretario generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi, del dirigente del CPIA di Agrigento Santino Lopez e del presidente dell'ANPI, senatore Angelo Lauricella. Invece a Grotte l'Istituto Roncaldi ha organizzato dall'Associazione Nino Martoglio di Aristotele Cuffaro con la dirigente scolastica Antonella Uttilla e il comune di Grotte ci sarà un incontro con l'attore e musicista Monio Vadia che incontrerà e parlerà con gli studenti. Diverse le iniziative che si svolgeranno anche presso l'Istituto Anna Frank di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico Alfio Russo. Tra questi la realizzazione di un corteo silenzioso che partirà dalla scuola denominato il Cammino della Memoria fino a Piazza Cavour, dove si terrà un flash mob, azione dimostrativa e collettiva intitolata Libertà e Rinascita, quindi a seguire l'esecuzione della canzone La vita è bella. I ragazzi si toglieranno la maglietta nera indossata lungo in corteo come atto simbolico di rinascita e libertà.